Presidente, con i 5 Stelle avete avuto diverse battaglie in regione, come si troverà a trovarli al governo insieme con la Lega? Ma guarda, la verità è che questa non è un'alleanza politica ma una condivisione di un percorso a livello nazionale che avrà impatto zero a livello regionale, visto e considerato che noi confermiamo la nostra alleanza all'interno del centrodestra e anche per coerenza nei confronti dei cittadini si inizia una squadra e squadra che vince non si cambia. Cosa si aspetta dal governo per quanto riguarda il Veneto? Guardi, non è che se lo aspetta Zaia, ce lo aspettiamo tutti noi veneti, cioè pensare di essere andati in quasi 2,5 milioni a votare per l'autonomia significa che se questo governo non ci desse l'autonomia sarebbe la fine, ma ancora molte altre attività, pensi solo a tutto quello che è il tema dei grandi eventi sportivi, il tema dei mondiali di ciclismo di Vicenza che attendono, che ce li abbiamo già, sono già aggiudicati ma attendono una fiduzione del governo piuttosto che le Olimpiadi 2026 e il dossier Prosecco che va in valutazione a fine giugno e molto altro ancora. Sicurezza, ordine pubblico, immigrazione, flat tax, sociale, agricoltura e così via.